La compagnia teatrale Punti a Capo è un'evoluzione dei ragazzi del quartiere. Nasce ufficialmente nel febbraio del 2014. La compagnia è composta da 23 attori con l'esigenza, e ci tengo a sottolineare l'esigenza, di condividere idee e passione per il teatro. Risponde, è vero? Sì signore, è vero. E a così si risponde? A così voglio rispondere. Già che lo fate un negoziante di pulci, che ne può ricavare, che ne può ricavare? A così si risponde, sì? Poi, Margherita, e che cos'è questa maniera? Fammi rispettare. Sì. Ehi, ma tu lo sai che a quest'uomo lo devi rispettare perché quest'uomo rappresenta il tuo secondo Io padre? non ce lo tratta così, perché pensi che l'ha già rispettato, perché se non pensasse a questo... Mamma, Ceressa! Bravo, questo lo puoi dire, sai perché? Perché questo povero uomo, guardate là, in effetti fa proprio una cosa dentro lo stomaco, fa proprio una pena, ridotto proprio ad una larva umana, riprezzo di tutta l'umanità. Sta solo lui al paese, ma quando io mi vengo a stabilire a Rocca Secca... a A Bosca? Sì, a Bosca forse. Quando io mi vengo a stabilire al paese, le cose devono andare diversamente. Cicina, Laurenzi, Elena Muzzucuta, che non dà un'educazione. Un'educazione? E ce l'impari, scostumato. Il tutto è iniziato con un fatidico incontro con un gruppo di ragazzi giovani, pieni di creatività e soprattutto amore verso il teatro, e direi che questa quindi è stata la spinta giusta per formare la compagnia Punti a Capo. Oh, carissimo dottore! Caro Don Carlo, come stiamo? Vi presento mio zio, Felice Ciosciamocca, Gigi, il proprietario della pensione Stella. Carlo Sanguetta, pronto a servirvi. A favorirvi sempre. Ma allora questo signore è vostro zio? Perfettamente. Luigi De Vita, servo vostro. Padrone mio! Don Carlo, l'ho portato per visitare la pensione. Bravo. E che ve ne pare? Devo dire la verità, è un bel palazzo. Bello, sì. bello. Belle scale, sì. E stanze sono tutte belle ariose. Ma dovete girare tutto. Cadendo sono stati spesi soldi assai. Io so. Ricordo nel 2016 l'esperienza calorosa al Teatro San Nazzaro, si è poi ripetuta nel 2019 al Teatro Totò, e in assoluto l'opera di Masaniello, Estate a Napoli 2020, di Elvio Porta e Armando Pugliese. Tendenzialmente sono molto concentrato sul mio percorso da percorrere, sulla meta da raggiungere.
chiaramente nella vita, che è fatta di alti e bassi, ci può stare qualche volta che possa subentrare la paura di perdere. L'importante, io credo che sia importante prenderne atto e ripartire subito. Masani! Della compagnia, l'esperienza fatta in questi 6 anni cambierei poco e niente, perché credo che la grandezza di questa compagnia, la compattezza di questa compagnia sta nel fatto di guardare tutti nella stessa direzione, quindi in assoluto non cambierei niente, rifarei tutto. Progetti futuri, sicuramente di riportare in scena a teatro l'opera di Masaniello di Elvio Porta e Armando Pugliese. Masaniello è tornato, Masaniello è ingannato, Masaniello è ieri, Masaniello è dimani, Masaniello è ogni giorno perché combatte e affronta sto mondo. Ma Masaniello è solo un uomo senza più coraggio. Masaniello è una lucca raggia. Masaniello è giustizia per chi non trova speranza. Masaniello è pescatore e ognuno di noi va a fuoco in da paura. Masaniello è una legge. Voce popolo, voce libertà, voce Dio. Che non ne puoi più questi figli tra tutti. Masaniello è omertà che si è sciatata, Masaniello è tornata e non contano loro, perché dentro sto mondo Masaniello non muore. Un saluto affettuoso a Iara TV e ai telespettatori che ci seguono da casa. Vi aspettiamo in primavera a teatro con l'opera di Masaniello e mi raccomando, venite a teatro perché il teatro rimane il luogo in assoluto più sicuro. Il teatro e la cultura ha bisogno di voi, quindi venite a teatro. Non mancate, vi aspettiamo.